Noi abbiamo dato mandato alla struttura tecnica che segue il ponte, il RUP in modo particolare, responsabile unico del procedimento, di fare tutto ciò che è necessario per approfondire la questione se questo contratto con la ditta Vardannega può rimanere in piedi oppure no. Abbiamo detto anche eventualmente di dotarsi di un supporto legale per approfondire con la dovuta attenzione questa particolare questione, quindi è probabile che nei prossimi giorni ci sia un incarico di sostegno dal punto di vista legale per approfondire le tematiche sul contratto. È un exit strategy? Non è un exit strategy, è capire bene se questo contratto, a fronte dei ritardi e delle inadempienze e di come la ditta sta rispondendo, di come intende recuperare questi ritardi e inadempienze, può rimanere in piedi oppure no. Ci sono due contraenti, ma un contraente è un ente pubblico che ha il dovere e l'obbligo di gestire oculatamente le risorse pubbliche e eventualmente anche di escindere i contratti quando ci fosse la necessità di farlo.